Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Giovane perseguitato, aggredito, accoltellato da una banda dopo la rivelazione di avere vinto 100.000 euro alla lotteria. 5 arresti a Carini per rapina e tentato omicidio dopo mesi di violenze. Eseguita a Pavia ieri l'autopsia su Gabriele Vaccaro, 25 anni di Favara, ucciso con una coltellata in un parcheggio. Gli esiti tra 60 giorni serviranno a chiarire la vicenda della morte per la quale è indagato per omicidio un sedicenne. Lunedì pomeriggio i funerali nel comune siciliano. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Mark Kopicar, il santone della comunità setta di Gibilman. Il riesame respinge la scarcerazione, l'uomo è accusato di maltrattamento su minori. Caseificio abusivo scoperto da Cireale nel Catanese, attività chiusa, sequestrati 250 kg di prodotti, 40 litri di latte. La genesi dell'Etna non rientra in nessuna categoria vulcanica conosciuta. Il vulcano è unico al mondo, secondo uno studio dell'Università di Losanna. Calcio, Palermo in campo a Reggio Emilia oggi alle 15. La vittoria del Monza di ieri spegne i sogni di promozione diretta dei siciliani, che adesso dovranno provare a conquistare almeno il terzo posto. Serie C, il Catania domani in trasferta sul campo dell'Atalanta, Under 23, sold out il settore ospiti. La gara in diretta è in chiaro su Telecolor a partire dalle 17. Domani in campo Trapani e Siracusa per un derby che vale solo per gli azzurri. Ben trovati, e apriamo con una storia davvero incredibile, quella di un palermitano che vince 100.000 euro alla lotteria, mette a conoscenza un branco, una banda che lo perseguita con grande violenza, lo deruba e dopo la sua denuncia lo accoltella. Sono finite in manette 5 persone. Giusy Lazzara. Quel biglietto fortunato al gratta e vinci da 100.000 euro si è trasformato nel peggiore degli incubi. A Carini, piccolo centro nel Palermitano, la notizia circola in fretta. Un giovane vince alla lotteria 100.000 euro e attira l'attenzione di 5 balordi tra i 20 e i 30 anni. Volevano quella vincita a tutti i costi e cominciano a perseguitare il ragazzo. L'incubo inizia a gennaio 2025, a metà febbraio scatta la trappola. Con l'inganno la vittima viene attirata in una zona isolata dove 3 persone a volto coperto, armati di bastoni e un fucile, lo accerchiano, lo minacciano e lo picchiano a sangue. Gli rubano il telefonino, denaro e la posta pay per prelevare poi migliaia di euro. La vittima denuncia la rapina e il pestaggio. Nonostante le indagini in corso, il branco non si ferma, anzi coinvolge anche una donna. La violenza continua, cercano di metterlo sotto con l'auto, minacciano di morte la sua famiglia, fino all'episodio più grave, quando il giovane è stato accoltellato all'addome per strada. Dalle immagini della videosorveglianza e dai prelievi bancari, 5 sono stati identificati, arrestati e messi ai domiciliari per rapina aggravata, tentato omicidio, porto d'armi da fuoco, lesioni personali e furto. E ieri è stata effettuata l'autopsia su Gabriele Vaccaro per chiarire la dinamica dell'aggressione mortale nel parcheggio di Pavia. A colpirlo, la conferma dell'autopsia è questa, è stato davvero un coltello. Resta in carcere il giovane egiziano accusato dell'omicidio. Sentiamo. 4 ore, tanto è durata a Pavia l'autopsia su Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni, originario di Favara, morto dopo essere stato colpito da un fendente nel parcheggio pubblico. Nell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia sono stati anche effettuati prelievi di tessuti per verificare l'entità delle emorragie. Previsti almeno 60 giorni per conoscere l'esito dell'autopsia, che dovrà stabilire se il colpo che ha trafitto Gabriele era mortale. Si indaga anche per accertare se sia stato chiesto subito l'intervento del 118, che sarebbe stato decisivo per un primo soccorso. Intanto resta in carcere il sedicenne egiziano accusato dell'omicidio, indagato anche per tentato omicidio per aver accoltellato all'addome uno degli amici di Gabriele. I 4 ragazzi che erano con lui, un 17enne e 3 maggiorenni, sono indagati per omissione di soccorso e concorso in omicidio. E poi l'ultimo viaggio di ritorno di Gabriele verso Favara, dove i funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio nella chiesa madre. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.
E dopo l'apertura un'altra storia che appunto arriva da Carini, ai contorni del giallo, la vicenda per la quale un giovane si è presentato in ospedale, una ferita, dolore alla testa, nessuno si era accorto che aveva un proiettile in testa. Ci si è accorti dopo una TAC, lui ha negato lo sparo e dunque è stato operato d'urgenza. Insomma, la vicenda è davvero tutta da chiarire. Sentiamo. Avere un proiettile conficcato nel cranio senza saperlo è la vicenda incredibile che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni di Carini, ricoverato nei giorni scorsi all'ospedale Villa Sofia a Palermo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, lo scorso 11 aprile a Carini ci sarebbe stata una rissa. Il giovane si sarebbe poi presentato alla guardia medica del paese in provincia di Palermo con una ferita dietro l'orecchio che è stata saturata, senza che i sanitari sospettassero si trattasse dell'effetto di un colpo d'arma da fuoco. Nei giorni successivi il ragazzo ha continuato ad accusare mal di testa e dolore all'orecchio, motivo per cui si è recato all'ospedale Villa Sofia, dove però non era emersa la presenza del proiettile. A chiarire la situazione è stata una TAC eseguita in un laboratorio privato dove è stato individuato il corpo estraneo nel cranio. I sanitari hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e disposto il trasferimento in ospedale. I medici del reparto di neurochirurgia di Villa Sofia hanno quindi eseguito un intervento chirurgico rimuovendo un proiettile probabilmente calibro 9. Se la pallottola fosse andata oltre anche di pochi millimetri avrebbe potuto avere effetti e conseguenze devastanti o addirittura provocare l'immediata morte del 17enne. Un fatto gravissimo su cui ora indagano le forze dell'ordine. A Palermo una donna di 50 anni è stata denunciata dopo aver aggredito un infermiere al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia a causa dei tempi di attesa, a suo dire troppo lunghi per il padre ottantenne, arrivato con un piede fratturato dopo essere stata invitata ad attendere. Avrebbe colpito il sanitario con un bastone da passeggio. Nell'episodio è rimasto ferito anche un metronotte. La donna è accusata di lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio. Il caso della comunità nel bosco di Gibilman, arresti domiciliari e braccialetto elettronico per Mark Kopicar, il sedicente Santone, arrestato per maltrattamenti sui minori. Sentiamo Emanuela Corsi. Nessuna scarcerazione, ma arresti domiciliari e braccialetto elettronico per Mark Kopicar, il santone della casa nel bosco di Gibilman, arrestato lo scorso 1 aprile per maltrattamenti su minori in concorso. A deciderlo il Tribunale del Riesame, che ha respinto la richiesta avanzata dai legali dell'uomo. Per l'accusa, Kopicar ha compiuto con alcuni genitori presenti nella comunità violenze, soprattutto psicologiche, sui 2 bambini di 11 e 7 anni da cui è nato il caso. Quella che inizialmente venne indicata come la casa del bosco siciliana in realtà era una setta composta da 15 persone, dove Kopicar era il santone. Gli adepti lo chiamavano Shanti. L'uomo costringeva i bambini, ospiti della comunità nel bosco, a fare le ronde notturne attorno al casolare in cui vivevano. I piccoli indossavano delle torce sulla testa ed erano costretti a girare per avvertire gli adulti dell'eventuale presenza di estranei. Inoltre non gli dava da mangiare adeguatamente. I bambini non andavano a scuola, non sapevano leggere né scrivere e contavano a malapena fino a 20. Non potevano frequentare coetanei, non erano vaccinati, dormivano su materassini gonfiabili. A fine marzo sono stati allontanati dai giudici del Tribunale dei minori affidati al nonno di uno dei 2. Kopicar ha il divieto di comunicare, neppure telefonicamente o con mezzi epistolari o telematici, con persone diverse da quelle conviventi o che lo assistono. E oggi è il 25 aprile, sono numerose le iniziative in Sicilia per la festa della liberazione di cui ricorre l'81esimo anniversario. Al Parco Piersanti Mattarella a Palermo, ANPI, ARCI, CGIL partecipano alla cerimonia con le autorità civili e militari, prevista anche la deposizione delle corone di fiori alla lapide dei caduti di Cefalonia e al cippo in memoria di Pompeo Colaianni. A Catania, CGIL e ANPI si sono dati appuntamento a Piazza Stesicolo per un corteo che si snoderà fino a Piazza Machiavelli. Nelle prossime edizioni del nostro telegiornale naturalmente vi riferiremo di questi appuntamenti celebrativi.
Andiamo nel catanese, ad Acireale, un caseificio abusivo è stato scoperto e chiuso dai militari dell'Arma nel corso di un controllo effettuato in via Tupparello. Al termine dell'ispezione le autorità hanno disposto l'immediata cessazione dell'attività risultata priva di autorizzazioni e in condizioni igienico-sanitarie pessime. Sequestrati 250 kg di prodotti caseari e 40 litri di latte non idonei al consumo. Il titolare, un uomo di 72 anni residente ad Acireale, è già noto alle forze dell'ordine per precedenti vicende giudiziarie, è stato sanzionato con una multa amministrativa complessiva di 4.500 euro. Ci occupiamo dell'Etna, la sua origine non rientra in nessuna di quelle attualmente conosciute, dunque è assolutamente unico. Sentiamo Lorena Dolci. Un vulcano unico al mondo. I figli dell'Etna orgogliosamente l'hanno sempre saputo, ma confermare un'origine particolare adesso è un team di ricercatori dell'Università di Losanna, secondo cui il vulcano siciliano non rientra in nessuna delle grandi famiglie esistenti. A differenza dei vulcani tradizionali, dove il magma si genera poco prima di eruttare, l'Etna sarebbe alimentato da sacche di magma già presenti nel mantello superiore, a circa 80 km di profondità, che verrebbero poi spinti verso la superficie da movimenti tettonici, un po' come quando si spreme uno spugna. Lo studio appena pubblicato è stato condotto in collaborazione con una ricercatrice dell'Istituto di Vulcanologia di Catania. Questo studio per la prima volta sostiene che i magmi provengono da una regione che si chiama Low Velocity Zone, che sostanzialmente si trova compresa tra la stenosfera e la crosta. Per arrivare a queste conclusioni il team ha analizzato campioni di lava raccolti sull'Etna, ricostruendo l'evoluzione chimica delle eruzioni dalla nascita del vulcano fino ai giorni nostri. Questo lavoro sostanzialmente consente di poter dare una sorta di interpretazione unica e di giustificare sia le prime manifestazioni vulcaniche dell'Etna, che si sono verificate circa 500.000 anni fa, sino alle manifestazioni più recenti del vulcano, che hanno visto la produzione di numerosissime colate laviche. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, adesso vi raccontiamo una storia che arriva da Gira, in provincia di Enna, dove vive Claudia Savarino, una giovane poetessa che frequenta l'ultimo anno di scuola e che il 7 maggio riceverà dal presidente Mattarella un'importante onorificenza, sarà alfiere della Repubblica. L'ha incontrata per noi Eva Spampinato. Claudia tra poco compirà 19 anni, frequenta l'ultimo anno del liceo di Scienze Umane di Agira in provincia di Enna. È una ragazza sensibile che ha vinto la sua timidezza grazie alla lettura, alla scrittura e in particolare alla poesia. Con la poesia riesco davvero a essere me stessa e poi se riesco anche ad avere un ruolo per la società ed essere un esempio positivo è ancora meglio. E proprio per queste sue doti, per la sensibilità con cui affronta attraverso i versi temi di grande profondità umana, il presidente Mattarella l'ha nominata alfiere della Repubblica insieme ad altri 27 giovani che si sono distinti in tutta Italia. Io che scrivo poesie, lì per la prima volta forse non ho avuto parole. Attitudini personali che trovano forza e consapevolezza grazie al prezioso supporto di docenti attenti e presenti. Spesso trattiamo il tema della disabilità, dell'inclusione, dell'autismo e i miei professori mi chiedono di scrivere una poesia. In tempi in cui la tecnologia prende il sopravvento, Claudia ci insegna a tornare a guardare dentro di noi e usare il pensiero critico. Mentre la poesia ti costringe in un certo senso a rielaborare, a essere tu il padrone di quello che stai dicendo, invece ChatGPT ti restituisce qualcosa di freddo, di distaccato. Quindi oggi, in questa era digitale in cui siamo immersi, dobbiamo recuperare la parola e soprattutto il pensiero, anche le emozioni. Ci esprimiamo con le emoji. Nel 2024 con la poesia Farfalle Bianche Claudia ha vinto la menzione d'onore in un premio intitolato alla memoria di Roberta Siragusa, vittima di femminicidio. Viviamo lo stesso tempo che vivono le farfalle, poche ore, un mese, le più fortunate un anno, ma noi non siamo farfalle, siamo donne. Vi abbiamo detto delle celebrazioni che riguardano il 25 aprile che seguiremo, ma sarà certamente contestualmente anche un fine settimana da tutto esaurito anche nei siti culturali siciliani. Ci fa il punto in questo servizio Davide Sarto.
Un fiume inarrestabile di visitatori, Valle dei Templi già presa d'assalto come mostrano queste immagini, code, smartphone alzati e volti rapiti dalla bellezza. È solo l'inizio. Per il lungo ponte della Festa della Liberazione, la Sicilia si prepara a un vero boom nei siti culturali, tutti gratuiti per l'occasione. Agrigento si conferma tra le mete più ambite con il suo patrimonio unico che continua ad attrarre visitatori da ogni parte del mondo. Da qui lo sguardo si allarga a Catania, con i riflettori puntati sul Palazzo della Cultura e sull'Anfiteatro Romano, simboli di una città viva tra storia e contemporaneità. A Palermo, protagonisti il Palazzo Abetellis e il Castello della Zisa, tappe imprescindibili per chi sceglie il capoluogo. Nel trapanese richiamo internazionale per il Parco archeologico di Selinunte, tra i complessi archeologici più vasti d'Europa. A Messina immancabile il Teatro Antico di Taormina, con il suo scenario unico sospeso tra mare e storia. Infine Siracusa, con l'area archeologica della Neapolis, cuore pulsante della classicità. Un'offerta culturale ampia, diffusa, capace di unire territori e identità diverse in un unico grande racconto. E in questo lungo weekend tra arte, storia e primavera, la Sicilia si conferma ancora una volta protagonista. Per residenti e turisti c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi torneremo con il calcio, cominceremo con il Palermo in campo oggi alle 15, a tra poco. Siamo al calcio, Palermo in campo a Reggio Emilia oggi alle 15, la vittoria del Monza di ieri però spegne i sogni di promozione diretta dei siciliani che adesso dovranno provare a conquistare almeno il terzo posto. Marco Gullà. La vittoria del Monza sul Modena spegne le residue speranze di promozione diretta per il Palermo, che adesso dovrà solo ed esclusivamente pensare ai play-off. Già a partire dalla gara di oggi pomeriggio fuori casa contro la Reggiana. A Reggio Emilia il Palermo deve comunque continuare la sua marcia, anche perché il Frosinone in questo momento terzo è ancora raggiungibile e la formazione di Inzaghi non vuole rimpianti. È una gara complicata come sono tutte in Serie B e sappiamo che loro si giocano tanto, ma anche noi. Anche per noi la posta in palio è decisiva, dobbiamo andare per vincere questa partita, non abbiamo alternative, per cui ci siamo preparati al meglio e speriamo di fare una grande gara. Indisponibile Gomez, tornano tra i convocati Joronen e Jonsen, il finlandese sarà titolare in porta. In difesa poi probabilmente Pierozzi, Bani e Ceccaroni, a centrocampo Rui Modesto, Segre, Ranocchia e Augello, Leduaron e Palumbo alle spalle di Poyampalo. Dobbiamo pensare a noi stessi, noi abbiamo iniziato tanto tempo fa un percorso che ci ha portato a essere a 3 giornate alla fine ancora in lotta per tutto, per cui dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni. E dobbiamo andare a vincere su un campo complicato, perché chiaramente la Reggiana si gioca tanto, ma noi abbiamo solo un risultato e dobbiamo andarlo a conquistare a tutti i costi. Fischio d'inizio alle 15 per il Palermo, un finale in crescendo potrebbe essere un'ottima iniezione di fiducia in vista dei play-off. In Serie C il Catania viaggia alla volta di Bergamo, dove domani sfiderà l'Atalanta Under 23, sold out il settore ospiti con oltre 500 rossazzurri. Lo ricordiamo, la sfida sarà in diretta in esclusiva su Telecolor. Tonino De Mana. Rifinitura in sede questa mattina e poi partenza alla volta di Bergamo per l'ultima trasferta della stagione regolare, forse la più importante, visto che al Catania, opposto all'Atalanta Under 23, servirà un punto per blindare il secondo posto e di conseguenza per respingere l'assalto del Cosenza. Un punto da portare a casa per presentarsi nel migliore dei modi alla lotteria dei playoff, strada secondaria e tortuosa per raggiungere la Serie B. Uomini e schemi saranno provati tra qualche ora, ma di sicuro non ci sarà Corbari, fermato da una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro, almeno così recita il report fornito dalla società etnea. Oltre a Corbari, che ha già intrapreso il percorso di recupero, sono indisponibili Rolfini, Casasola e lo squalificato Quaini. Così le soluzioni a centrocampo per Toscano saranno limitate. Ci sono 2 giocatori di ruolo come capitani di Tacchio e Di Noia, con Gimenez che potrebbe rappresentare un'opzione legata più ad una soluzione che prevede un regista, così come nella seconda parte della partita contro il Potenza. Capitolo tifosi, nonostante il divieto di trasferta,
per i residenti in Sicilia il Catania non sarà solo domani a Caravaggio, visto che i rossazzurri potranno contare su 513 tifosi al seguito, tutti residenti al nord Italia, settore ospiti sold out da giorni. La sfida tra Atalanta Under 23 e Catania sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Telecolor. Dalle 17, 4 ore live con diretta stadio, presentazione della partita e formazioni ufficiali, le voci dei protagonisti e i nostri microfoni poco prima del calcio d'inizio, telecronaca dei 90 minuti, un ricco post gara con risultati, classifiche e tutti i verdetti della stagione regolare, l'analisi dei casi arbitrali e le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. E domani si gioca anche Trapani-Siracusa, un derby che vale solo per gli azzurri, mentre i Granata, lo ricordiamo, sono già retrocessi. Sergio Colosi. Non sarà il derby che tutti sognavano, passo d'addio di una stagione deludente, certamente per il Trapani già retrocesso in D, potrebbe esserlo anche per il Siracusa che alimenta una piccola speranza di play-out. 36 punti complessivi di penalizzazione per i due club che occupano gli ultimi posti della classifica e in corso d'opera hanno stravolto investimenti, strategie e obiettivi. Per Antonini e Ricci ai saluti il ciclo sembra chiuso, Trapani e Siracusa guardano oltre. Prima però c'è da onorare una partita che vale soltanto per la formazione di Turati. Per centrare i play-out serve un miracolo sportivo, vincere a Trapani per nulla scontato e poi la sconfitta del Giuliano a Caserta e un risultato positivo della Salernitana a Foggia in uno Zaccheria a porte chiuse. Trapani senza lo squalificato Celeghin, nel Siracusa rientrano Pacciardi in difesa e Gudelevicius in mediana. Trasferta vietata ai tifosi azzurri, pronto al De Simone un maxi schermo e poi l'abbraccio finale alla squadra. Chiudiamo con una notizia, passo indietro perché torniamo alla Serie B. Il difensore Mattia Bani non ha svolto la seduta di rifinitura ed è dunque in forte dubbio per la gara di oggi. Ci riferiamo naturalmente a Reggiana-Palermo. Al suo posto potrebbe giocare Peda. E con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 14. A tutti una buona giornata.